Quando vedete una bella stoffa, un bel tessuto, vi siete mai chiesti come vengono fabbricati? Forse pensate a potenti macchine elettriche o magari telecomandate? Niente di tutto questo. La lavorazione procede nel modo più tradizionale possibile. È la vera scuola artigiana che trionfa. Bastano poche ragazze a compiere questi miracoli di perfezione. Vediamo come si procede nella lavorazione. Il maestro crea su carta a grandezza naturale il disegno e i colori che dovranno essere riportati sul tessuto. Poi calcola minuziosamente il numero dei fili, la pesantezza e la grandezza che dovrà avere la stoffa. Si scelgono quindi le lane. Da esse dipende in massima parte la buona riuscita del prodotto. Il maestro intanto prepara dei cartoncini che, bucati a giusta misura con lo stesso procedimento usato per le pianole, verranno inseriti in una apposita macchinetta e serviranno da guida per riportare il disegno sul tessuto. Queste grosse impalcature che ci fanno pensare a macchine belliche d'altri tempi non sono altro che strumenti creati appositamente per la gioia di voi, Signore. In questa scuola artigiana si lavora esclusivamente per voi, per la vostra casa e per la vostra eleganza. Da questa scuola, ad esempio, sono uscite tutte le tappezzerie che hanno adornato i saloni di uno dei nostri più moderni transatlantici. Adesso è l'ora di dipanare le matasse, selezionarle e trasferirle in appositi rocchetti. Ed eccoci alla fase più importante, l'ordito, che sarebbe in parole povere la spina dorsale del tessuto. Queste mani delicate di fanciulla silenziosamente, come per un rito che si tramanda da secoli, eseguono da anni gli stessi accurati movimenti, dai quali dipendono la bontà e l'accuratezza del prodotto. Finita la fase che potremmo chiamare di preparazione, si comincia a lavorare sul telaio. Filo su filo, lentamente, pazientemente, il tessuto comincia a vedere la luce.
Tutti i movimenti debbono essere scrupolosamente controllati. Qui non sono ammissibili sbagli o arbitri e i telai, antichi come il nostro artigianato, continuano la loro marcia lenta e solenne. Ecco i risultati, perfetti, ineccepibili. È più giusto parlare di artigianato o bisognerebbe parlare di arte? Comunque si tratta sempre di un prodotto italiano che ci onora e ci inorgoglisce.